Buonasera a tutti e ben chiatas a Novis. Ferma la guerra, alle chiesto l'auguri dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. Sul fronte dei rivadis in regione dei rifugiati ucraini, il prefetto di Trieste conferma che la situazione è tranquilla con passaggi importanti, più o meno col 1000 al dì, ma con poche persone che si fermano in regione. E resta alta l'attenzione di tutto il mondo sulla situazione dell'Ucraina e sui dispatriati dopo la decisione dell'Unione Europea di attivare la protezione temporanea che consentirà a qui che schiampe da invasione russa di restare in tai paesi dell'Unione Europea fino alle state emergenze. Sono arrivati la notte passata a Udin dos corrieris di dispatriati ucraini. Sono stati accettati dai volontari delle Croce Rosse e sono stati portati alle caserme Friul, dove che si è proceduta dai conforti e a procedure anti-Covid. La protezione civile regionale sta intanto mettendo ad in sede di Palme materiali sanitari e farmaci inviati di altre regioni italiane. Dopo vi darà di destinare dispatriati e popolazioni infuide. Dal centenario di dispatriati ucraini che sono arrivati in tal Friuli occidentale dopo il primo controllo sanitario non è venuta nessuna positività al Covid. Il data arriva delle prefetture di Pordenone che ha coordinato un incontro in videocollegamento con i sindaci dal territorio che sono stati forniti indicazioni tecniche sulla gestione delle emergenze. Sulle 100 rivadis la prefettura ha comunicato che come i due terzi sono in chiame ai rete di supporto familiare e un terzo alle istituzioni. Tutti gli scuoli di regione sono pronti a fare la loro bande palacette scolastiche e la inclusione dei frutti ucraini arrivanti in Friuli Venezia Giulia. A annunciarlo è stato il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidis, Teresa Tassambiol, di lungo di un incontro formativo con i dirigenti a Pordenone. O si impronta a fare il sforzo massimo per l'inserimento e l'integrazione dei arlevs arrivanti sul territorio di che più piccoli fino a che le scuole secondarie se ha riferite. In maniera naturale, tutto all'ara concordato con le istituzioni, le prefetture e l'Istituto regionale scolastico ha concluduto. Sindicate, monte de scuole e politica confronte che dopo misdì sulle autonomie scolastiche in tune convigne organizzate al Centri Balducci di Ciuian. Stefano Stefanel, dirigente Scholastic, c'è ULD le autonomie scolastiche per il Friuli. Ma voleva dire un'opportunità o un problema? Un problema se affrontare come la si affronta come, cioè con compartimenti stagni, ognuno che la pensa al suo mood per cercare di imporre la sua visione. E sarebbe un interessante se invece fosse concentrate su alcuni argomenti che sono fondamentali, come per esempio lo 06, cioè i diffusi da appena nasce fino alle scuole materne, quindi con tutto il sistema del welfare collegato. Sarebbe interessante per l'uniformità di istruzione e formazione professionale, quindi i centri di formazione e l'istruzione, e sarebbe molto interessante per chiavare la Chiagne, il Canale del Fiere e le montagne di Pordenone, da Valcellina, che questa lì, che sono molto spopolate, di levarlo dal sistema nazionale, dai parametri che si in locale. Quindi su determinati argomenti sarebbe la salvezza, ma come mi pare che sia semplicemente evitato un dibattito ideologico e leato schieramento. Dolore profondo a Brugnere per morte di Francesca Manfè, di 44 anni, chiappate sotto di una macchina guidata di un uomo di 70 anni di Pasian, che le dopo risultate positive all'alcol test. Le femmine stavano facendo jogging a Tamai. Investigazioni sono in corso per omicidi stradali, si è verificato anche un altro incidente che ha chiappato un pedon a Dacian, una femmina di 31 anni, che ieri da ora passa le strade e gli è stata chiappata sotto di un furgone aziendale. La giovane è stata portata con il soccorso a Udin in condizioni gravi.
Un cittadino romano arrestato in te capitale e un altro indagate, sempre residenti in Tallazzi. La Polizia Postale di Trieste ha inviato un'investigazione importante su scambi di materiale pedopornografico in linea de bande di qualche cittadino italiano che, mediante una piattaforma di messaggi istantanei, si mandava in foto e video con fruz. Le investigazioni sono coordinate da Procure di Trieste dal sostituto Matteo Tripani. Covid in regione, si conti in 509 news infez e 9 morti. Le nuove positività sono venuti fuori a fronte di 9.415 tampons, le persone ricoverate in terapie intensive vanno a 12, intanto che i pazienti ospedalizzati in altri reparti calino a 164 e a calino anche le persone in isolamento a 17.085. Sovraffollamento cronico con 146 detenuti e 86 posti disponibili e carenze endemiche di educatori dove con un professionista a disposizione do svolti la settimana. A sono i problemi, pluriurgenze, post-Covid e depressione di Udine, illustrati in chiesa circondariale dal garante, dai diritti delle persone private di libertà personale dal comune di Udine, Franco Corleone, di lungo di un incontro ai presince anche dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Per evitare il sovraffollamento, al covente cresce il ricorso a misure alternative alle detenzioni, specie in prossimità di fin pene. La ditta Corleone alzerà anche di poter auspicare la costruzione e spietata de pregion di Pordenon. Un appuntamento su Telefriuli tra poco e Snuf con tie break, Cattine e Gianfranco Pacco a proponeranno news sketch. Vedin. Tonin, sei tu? Ti pareva. Buonasera, sono lieta di annunciarvi, per Furlan, bom bom. Allora, la puntata di tie break che va in onda usgnot, in realtà aveva di là in onda settimana estate. Sì che dunque, usamera un teninin fuori tema, ma non state preoccuparsi, con tutto che succede al mondo, che sta proprio del minimo. Gli ho detto la trasmissione facete una bella ridade. Mandi e buona visione. Allora, Tonin, io detto, in realtà è colpa dei triestini, sempre in ritardo. Buona serata. E alle tutte per usgnot, con io vi si torna a io di lunis, sempre e snuf mancul 20. Mandi e buone serate.